Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentornati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti, attori e registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quelle che sono state le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia sempre di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi la regista Paola Columba. Buongiorno, Benvenuta. ciao, grazie della vostra ospitalità. Ciao Paola, benvenuta. Grazie. Noi ci siamo viste ieri sera al grande successo di pubblico in sala del tuo film Grazia. Ti aspettavi un'accoglienza così calda dalla Sardegna? C'era un pubblico entusiasta del tuo lavoro? Lo speravo ovviamente perché è stato un lavoro al quale abbiamo dedicato tanta attenzione, tanta passione. È stata una serata bellissima perché è stata una serata appunto calda, emozionante, il frutto del lavoro collettivo di tanti giovani attori sardi, di una troupe anche tecnica di giovani, tutti appassionati. Noi siamo una produzione indipendente, siamo una Baby Films e siamo una famiglia e quindi è sempre bello lavorare e poi raccogliere i frutti di questo lavoro che abbiamo fatto insieme. Quando è iniziato questo progetto? Quando è nata l'idea di farlo in Sardegna e poi soprattutto come soggetto Grazia Deledda? In Sardegna non si poteva non fare, essendo Grazia Deledda una scrittrice sarda. È nato nel lontano 2020, abbiamo cominciato a scriverlo durante il Covid. E nel 2021 abbiamo fatto la prima settimana di riprese, poi ci siamo dovuti fermare perché il cinema indipendente è anche questo, cioè anche la difficoltà di raccogliere fondi, di avere la determinazione simile a quella che ha avuto Grazia Deledda alla fine dell'Ottocento e quindi un po' ci siamo riconosciuti anche nella sua storia e ci siamo fermati sia per il Covid sia per problemi appunto di natura produttiva, poi però siamo andati avanti, siamo stati bocciati e poi siamo stati premiati ultimamente. E abbiamo avuto anche chiaramente l'aiuto della Sardegna Film Commission, della regione, di Film in Cagliari. Insomma, piano piano abbiamo costruito il film e abbiamo ripreso nel 2023. Quindi c'è stato uno stop, abbiamo ripreso e insomma quanti anni sono passati? 4. Sì. Vola, E... gira un film incredibile, dall'idea alla produzione, allo sviluppo e poi sì. alla proiezione passano un sacco di anni. E quindi è stato molto bello ieri ricevere questo applauso, doppio, triplo applauso del pubblico. Senti, questo film non è un biopic tradizionale, no? Noi abbiamo la Deledda che parla e contemporaneamente vive le emozioni di cui vediamo le scene durante il film. E come hai sviluppato questo? Perché l'attrice è molto brava nel rendere l'idea del suo pensiero e contemporaneamente vediamo passare delle scene, degli episodi della sua vita che lei commenta e contemporaneamente si sviluppa questo equilibrio tra i sentimenti di Grazia e quello che vediamo succedere all'esterno. Sì, è stata una scelta di regia, è stata una scelta programmata perché in genere i film biografici sono dei film un po' barbosi e quindi volevo fare un film in cui anche le ragazze di oggi si potessero riconoscere in questo percorso, in questa sua storia incredibile per quegli anni e la realizzazione di un sogno, di un progetto che finalmente riesce. Quindi questo dal punto di vista della regia ha significato essere sempre con la macchina addosso alla nostra attrice, quindi come se il film fosse tutto in soggettiva e però anche il suo pensiero e quindi diciamo che la parte oggettiva del racconto, della narrazione di quello che a lei succede, sono tante cose che le succedono, fatto attraverso la voice over, la sua voce, il suo pensiero. Questo chiaramente ci avvicina di più al personaggio perché stiamo con lei, viviamo con lei le sue emozioni. E è stata una scommessa che penso insomma che sia stata vinta perché poi alla fine l'emozione viene anche da quello, dal fatto che noi siamo sempre con la macchina. Sì, la macchina le sta addosso per sì. tutto il film e sì. Lei riesce comunque a trasmettere questa emozione. La nostra Barbara Pizzianti, Giulia Locci, tutte le Tutte. giovani. E una curiosità mia, a proposito Sì. di quello che hai detto prima, tu hai fatto un documentario, credo nel 2017, Sì. femminismo, eccetera.
E questo film, insomma, in qualche modo ripercorre la figura di una donna, tra l'altro per la Sardegna secondo me è abbastanza trascurata. Diciamo che col 150enario della nascita, credo che l'anno prossimo, nel 2026, a 100 anni dalla consegna del Nobel, la festa della donna, l'8 marzo, Sì. sarà dedicato a Grazia Deledda. Questa è una bellissima notizia che mi dai, perché sì, noi poi spero che il film continui anche nel 26, che è l'anno dell'assegnazione del Nobel. Lei andò a ritirarlo nel 27, però l'assegnazione è stata nel 26. È una storia di emancipazione. Ecco, infatti mi Sì. chiedevo, ma Sì. tu credi che i diritti acquisiti si possono perdere? Questo film cos'è? Un segnale anche sul stare attenti, sulla determinazione, sul continuare sulla propria strada e non credere che facilmente quello che si è conquistato possa... C'è sempre questo rischio, lo vediamo tutti i giorni. Questo incredibile incremento dei femminicidi, per esempio, questo incredibile rapporto che i giovani ragazzi e le giovani ragazze hanno tra di loro, no? Questa mancanza che c'è stata evidentemente nel tempo di perdita di rapporto interpersonale, no? Questo sì, è il mio percorso, il modo di raccontare, anche attraverso una storia antica, una storia della fine dell'Ottocento, come sia importante mantenere il rispetto, il diritto. E sì, perché il problema è quello che si può perdere facilmente, sono conquiste fondamentali. Come definisci la tua Grazia in poche parole? La definisco una ragazza determinata, dolce, non aggressiva, perché le sue conquiste sono state fatte attraverso un percorso. Non è stata una rivoluzionaria, non è stata la Sibilla Relamo femminista arrabbiata, e anche questo è una caratteristica assolutamente particolare del personaggio di Grazia. E quindi la definisco una donna, una ragazza negli anni della sua formazione, che è quello che raccontiamo nel film, determinata e risoluta anche nelle sue scelte, una bella figura. Come hai scelto gli attori? Gli attori li ho scelti facendo dei provini su parte. Come ti dicevo, abbiamo cominciato nel 2021 e facendo tantissimi provini, quindi prima attraverso i curriculum, la selezione diciamo di base, e poi provini su parte, cioè ogni attore che chiaramente io pensavo potesse essere giusto per il ruolo. Abbiamo fatto dei provini su parte con la camera, e quindi anche facendo delle improvvisazioni, oltre che dei provini su parte, e quindi con lo stralcio. Con lo stralcio delle scene. È stato un bel lavoro, è stata anche un'occasione per noi, per me, di conoscere tanti giovani attori, giovani anche insomma Sì, di una anche- certa età, maturi, anche bravi. alcuni E attori anche alcuni salvi come che Giuseppe sono- Boi, insomma, come Maria Lo, insomma, ci sono tanti attori, come Renata Manca. E Insomma, anche il Postino, che sì. lui è una figura veramente importante in questo film. Sì. Diciamo che riscatta tutto il genere maschile della vita della Deledda, con a parte il padre Sì, naturalmente. è un bel personaggio, anche Enrico Inserra, insomma, ci sono Certo. tanti attori bravi. Il film è una produzione indipendente, dicevi prima, quindi concretamente questo, adesso che voi iniziate la distribuzione del film, cosa vuol dire? Vuol dire che ancora una volta è un film che si distribuisce, è un film fatto a mano dall'inizio alla fine, e quindi anche in questo caso noi parliamo con gli esercenti. E abbiamo fatto un'anteprima a Roma al Cinema Nuovo Sacher, che è andata molto bene, e quindi da lì abbiamo cominciato a contattare gli esercenti mandando un trailer che è stato fatto da uno dei più bravi traileristi italiani, che ha lavorato con noi in passato, è diventato molto bravo. E con questo materiale abbiamo contattato gli esercenti, e così piano piano il film sta andando avanti, sala per sala. Sarà a Oristano questa sera, poi sarà a Nuoro, insomma. Abbiamo apprezzato molto ieri sera, tra l'altro, l'ottimo audio, cioè il film si sentiva perfettamente, quindi hai usufruito anche di tecnici bravi, perché si sentiva molto bene, nonostante fosse tutto in presa diretta, credo. Tutto in presa diretta, sì sì. Abbiamo un bel fonico, Emanuele Puscedo Sardo, abbiamo appunto un Un caster, direttore della fotografia, tra l'altro, Maurizio bravissimo. Abis, molto bravo.
insomma, tutte persone, tutto un bel gruppo affiatato e bravo, professionale, per un piccolo film che però, insomma, credo che sia venuto bene anche ovviamente grazie a loro. Bene, quindi chi volesse vedere il film dove trova le date, tutte le varie città? Allora, intanto le date ve le trovo io, ve le dico io, nel senso che sono, come Dicene vi dicevo, sì, Oristano Oristano. alle 20:40, Domani. oggi, No, oggi. oggi, sì, Oggi, sì, sì. ok. E poi domani Nuoro, Uta, insomma, ci saranno tante, e anche Carbonia in seguito, quindi ci saranno tante date. Rimarrà a Cagliari al Notorious per una settimana e forse anche per Ok, un'altra. quindi è Notorious per una Quindi- settimana. Sì, questo sì, sì, se questa buono. ieri è stata Per chi non l'ha l'anteprima. potuto vedere in anteprima ieri. Sì, 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 rimarrà una settimana e anche a Nuoro rimarrà una settimana, insomma fa una programmazione diciamo lunga che consentirà a chi vuole di andare a Perfetto. vedere il film. Bene, concludiamo, c'è rimasto pochissimo tempo, con progetti futuri. Se se ne può parlare, se c'è qualche idea, qualcosa che bolle in pentola. Ancora no. Ci godiamo questo momento, adesso non pensiamo a Sì, nient'altro. sì, sì, adesso siamo tutti concentrati su questo film che è stato uno sforzo bello e nella speranza appunto che continui la sua vita. Il progetto futuro è quello di oggi per ora. Di continuare a Di coltivare Grazia. Sì. questo progetto. Sì, sì. Allora, andremo a vedere Grazia al più presto qua in Sardegna. Grazie per essere stata con noi, Paola, e in bocca al lupo. Grazie a voi, Grazie grazie. Paola. Grazie.